La Quaresima è un tempo per far brillare la luce di Dio che è in ogni persona. Nella giornata delle cantorie dei ministeri laicali, il Vescovo invita non alla mortificazione e alla penitenza, ma ad un cammino di lode e di bellezza che deve emergere. Un momento di trasfigurazione, come si evince dal Vangelo domenicale, che può realizzarsi anche nella pacatezza di ogni giorno e che impegna tutti a desiderare questa luce, anche l'intera Chiesa, nonostante difficoltà e momenti bui. Il Vescovo pensa dunque alla liturgia come ad un'occasione per diffondere lo splendore nella preghiera e si rivolge a coloro che in cattedrale ricevono un ministero, li chiama strumenti di trasfigurazione, come i lettori che proclameranno la parola. Non è semplicemente leggere un testo, ma è un momento sacramentale. La parola che risuona e che noi chiediamo tocchi i cuori. Sia davvero, come dice la lettera agli Ebrei, quella spada che entra nel profondo dell'anima. Leggere bene non vuol dire semplicemente leggere correttamente, ma vuol dire emettere un atto di fede. Monsignor Tanasini chiama poi i cantori che nella liturgia aiuteranno a lodare il Signore. A fare in modo che la liturgia sia davvero un momento di lode, che trasfigura, che eleva, che aiuta. Non si sostituisce alla preghiera, ma è preghiera. Il Vescovo non dimentica i sacristi e gli addetti al culto, un compito che può sembrare molto umile e invece fondamentale. Custodire la Chiesa vuol dire compiere un atto che ci aiuti a stare nella casa di Dio come nella casa del cielo. Infine, nel corso della celebrazione, il Vescovo ha conferito il mandato ai ministri straordinari della Comunione, 12 persone provenienti dalle varie parrocchie della diocesi.